Io lascerei subito il palco al gruppo polifonico capriavese. Queste terre venivano sconvolte da quello che è stato chiamato la Grande Guerra, quella che è stata poi chiamata l'inutile strage, e da 5 anni a questa parte stiamo ricordando quell'evento. Noi abbiamo cominciato un anno prima, perché noi abbiamo cominciato un anno prima, queste terre erano austriache e hanno cominciato la guerra nel 14. Nel 2015 il nostro coro, ecco il motivo per cui l'abbiamo anche inserita in questa serata, ha partecipato all'Arena di Verona ad una grande manifestazione in ricordo della Grande Guerra che aveva per titolo Conto 100, Canto Pace, in cui c'erano centinaia di cori che hanno riempito l'Arena di Verona e hanno cantato i cori per i cori, e quindi hanno cantato tra i vari brani in ricordo della Grande Guerra anche questo brano in lingua friulana, e che appunto risale al 1916-1917. Per questo è stato così inserito in questa serata. E adesso però vogliamo ricordare anche un'altra persona, altre 2 persone per l'esattezza, una che è scomparsa da poco più di un anno, che è Gianfranco Grion, e per lui abbiamo inserito sul pieghevole di quest'anno la traduzione in lingua friulana a opera sua della preghiera
della misericordia di Papa Francesco. E vogliamo ricordare invece ancora anche un'altra persona, Pepi Zampa, di cui l'anno scorso è stata musicata una poesia, Crepuscolo. 2 poesie sono state musicate che poi non hanno avuto occasione di essere ripetute, e quindi quest'anno vogliamo appunto ripetere Crepuscolo, perché così con questo canto ci mettiamo in collegamento spirituale con Pepi. Crepuscolo, gruppo polifonico caprivese. Adesso il gruppo polifonico ci porta in un'altra terra con un'altra lingua, una terra sempre italiana, strettamente legata alle nostre terre, proprio per i motivi della guerra, per esempio, insomma, oltre poi per tante persone che sono qui residenti e che arrivano da quella splendida terra che è la Sardegna. Il brano è Adiosa, traduzione spagnola che significa Dea, è più conosciuta come No poto reposare. È una canzone scritta nel 1920 dal compositore Giuseppe Rachel col tempo di valzer inglese. Le parole dell'omonima poesia furono scritte nel 1915 dall'avvocato Salvatore Sini di Saule. Dal 21 questo brano ha iniziato a far parte del repertorio dei cori più importanti della Sardegna, però così credo che la grande notorietà gli sia poi arrivata dal 1978, quando Maria Carta, la grande cantautrice e portatrice della cultura sarda in giro per il mondo, incise appunto
e questo brano sono 45 giri per la Polydor. Poi successivamente Itazenda, Corta, Scannas, Andrea Parodi, Due Poggioni l'hanno inserita poi nei loro repertori. Il testo è un componimento poetico composto da 6 sestine e il gruppo ne presenterà una versione con 2 sestine per coro a 4 voci elaborata e armonizzata da Corrado Marbutto. Vi faccio una breve traduzione. Non riesco a riposare, amore e cuore, sto pensando a te ogni momento, non essere triste gioiello d'oro, né in dispiacere o in pensiero. Ti assicuro che bramo su te, che t'amo forte, t'amo, t'amo, t'amo. Sei la luce delle stelle e del sole, sei il bene che c'è nell'universo. Avrei potuto appendermi ad una roccia come un palombaro, immergermi in fondo al mare e regalarti la vita, il sole, la terra, il mare. Adiosa, gruppo polifonico caprivese, diretto da Lorella Griò. chiamare il sindaco di Capriva, Daniele Sargon, a portare il suo saluto. Ci piace cogliere le persone di sorpresa, impreparate,
così vediamo subito se arrivano notizie. Naturalmente colgo l'occasione per salutare per la Fondazione Cassa di Risparmio Mauro Toulouse qua in rappresentanza, e per l'USCI invece il dottor Gianluigi Chiozza che è qua questa sera. Salutiamo anche la Cassa Rurale, il credito cooperativo che adesso si chiama Cassa Rurale Frugi, non so se c'è qualcuno in rappresentanza, ma comunque giustamente salutiamo anche loro. Daniele, a te la parola, ha preso qualche P. Grazie Antonio, grazie. Un applauso anche al presentatore già sindaco di Caprera. Salendo le scale non ho sentito, penso insomma, che abbia salutato anche insomma, i nostri ospiti. Vedo insomma anche il presidente della Fondazione Carico e lo saluto con particolare, ex presidente, però insomma si rimane sempre presidente, soprattutto tu che sei rimasto un presidente così legato al territorio, e quindi ci permettiamo di chiamarti ancora presidente, anche a Mauro Toulouse e anche insomma a Don Maurizio che è in sala, e anche insomma a Don Claudio che è il nostro ex parroco, ma che ancora allora il mio sarà un saluto veramente breve. No, mi viene solamente un paio di pensieri, perché faccio i complimenti al coro polifonico anche per la scelta di questi 3 brani, no? Ecco, non sapevo assolutamente della scelta e credo che abbiano toccato 2 temi a cui vale la pena spendere un paio di pensieri. Il primo è un pensiero più paesano, un pensiero nostro, anche se sono 2 persone che sono state conosciute sicuramente a livello regionale e non solo. E sono 2 caprivesi, il Gianfranco Grione e il Pepe Zampar, a cui credo che veramente non riesco più a spendere parole, però credo che il vostro applauso spontaneo e il fatto che il coro polifonico e tutti quanti noi siamo rimasti veramente così tanto legati a loro, penso che sia la migliore delle soluzioni, perché ritengo 2 persone che hanno dato tanto a questa comunità e tanto a livello culturale di questo territorio. Quindi a loro va veramente il nostro pensiero sempre, e sono contento che a questa 21esima edizione la scritta rimane quella, no? Tiziana, però il numero aumenta, però questo è un motivo di orgoglio. È un motivo di orgoglio perché quel numerello 21 poteva vacillare, perché è facile iniziare delle edizioni, ma proseguirle per 21 anni consecutivamente è un motivo di orgoglio per il coro polifonico che prevedo. Quindi il più grande applauso da loro, perché appunto, come tutti quanti noi sappiamo, oltre che coro, insomma, poi ci si mette anche in prima persona ad organizzare. E voi sapete che organizzare anche una rassegna corale come quella di stasera va oltre l'aspetto musicale e culturale, va anche purtroppo, o per fortuna, all'aspetto insomma logistico ed organizzativo. L'altra riflessione penso che sia assolutamente, ha trovato il mio apprezzamento, è la riflessione che quest'anno insomma cade al centenario che io direi della pace, il centenario della fine di quel dramma vergognoso che è capitato soprattutto in questo territorio in modo particolare. 100 anni da una disgrazia che ha colpito tutti, indistintamente, la comunità di Capriva, non voglio dire, ma insomma è stato anche l'emblema, insomma, ha colpito dai benestanti all'ultimo ex mezzadro contadino poi, ha colpito veramente l'intera comunità. Basti pensare che insomma nel 1915 questa comunità è stata obbligata, e sottolineo obbligata, ad abbandonare le proprie case e le proprie piccole cose che aveva appunto in paese. Obbligata perché purtroppo è stato teatro di un retrofronte drammaticamente colpito, perché se è vero che su San Michele e su Sabotino continuamente gli assalti che andavano a vuoto e che facevano morire centinaia, migliaia di persone,
Le retrovie sono state veramente una zona di drammaticità unica. Qui ospedali e ospedaletti hanno riempito le nostre case, indistintamente, dal castello di Spessa all'ultima abitazione della famiglia Grion. Questo è per dire che questo territorio ha pagato probabilmente, anzi senza il probabilmente, un doppio scotto di quel drammatico evento, e quindi insomma grazie al coro polifonico, perché insomma ha dato appunto il giusto peso in questa edizione, la 21esima, a 100 anni da quel fine drammatico evento, nella speranza che poi purtroppo 100 anni fa durò molto poco, ma che oggi sia motivo di pensiero e motivo di pace, e che duri all'infinito. Don Claudio, io lo dico all'infinito perché credo che il concetto di pace tra uomini debba durare all'infinito. E quindi buona serata a tutti, buona fine, insomma buon proseguimento di questo Note su Note, e devo dire insomma Antonio che anche un grazie a chi ha riempito la palestra, oppure auditorium come vogliamo definirlo, noi lo definiamo auditorium palestra, però grazie a voi perché insomma credo che sia il giusto riconoscimento a questo gruppo di persone, perché prosegua, e tra l'altro prosegua alla grande, perché fra 20 giorni siete a Roma, c'è per dire, e quindi mi pare che il proseguo di questo coro polifonico sia un proseguo veramente di alto livello. Grazie al coro e grazie a tutti quanti voi. Venerdì sera al centro civico alle 18:30, giusto? Alle 18:30 ci sarà la presentazione di un libro che ha curato Daniele insieme a Ivan Portelli, un libro sulla guerra qui a Capriva del Friuli. Quindi ha raccolto, è un libro corposo in cui sono state raccolte testimonianze, fotografie, per cui è veramente una cosa che così serve un po' a ricordare cosa è successo effettivamente 100 anni fa, che sembrano tanto lontani, ma poi lontanissimi non sono. Ed è da là che poi si è partiti, purtroppo passando per una seconda conflitta mondiale, però poi si è arrivati in un modo o nell'altro dove siamo oggi, con la pace, con l'Europa, bella o brutta, con cose positive, con cose negative, con tutto quello che vogliamo, ma comunque in pace. Per cui veramente un invito a esserci. Grazie al coro polifonico che adesso congediamo in modo che possano andare a cambiarsi, a mettersi sui gurmai per preparare dopo il momento conviviale finale. Siamo molto interessati. Quindi, una cosa volevo dire, cioè 21 anni, sempre lo stesso presentatore. Ma dai! Ma non erano di cambiati! No, questa me l'avete regalata al secondo o terzo anno, quindi diciamo, cioè, però